Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magaggari di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magaggari. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magaggari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, che aspettiamo? Magaggiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà, esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. Ampia scelta di lenti a contatto per ogni necessità. A Cinisi, Corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia. Dove siamo? Siamo nella spiaggia Magaggari di Cinisi, in Sicilia, Dove in siamo? Europa. Dove siamo? Siamo a mare. Oggi ci troviamo alla spiaggia Magaggari di Cinisi, una spiaggia molto bella, molto affollata, difficile, impossibile trovare pure un parcheggio anche a pagamento. E noi siamo stati raccomandati perché noi siamo quelli di Prima Radio. Siamo mari. Io sono Dario Veca. Piacere. Piacere come? Vito. Vito Veca? Vito, senza Veca. Loro sono i Calandra e Calandra, un duo famoso in tutta Europa perché portano nel mondo il messaggio della canzone siciliana. Allora, noi siamo qua perché suo marito ci ha chiamato per farle una serenata. Ma lei chi glielo dice che lei? Allora abbiamo sbagliato moglie? No, forse abbiamo sbagliato marito. Allora, Vito non è nemmeno il sposato. Ma scusa, ci hai chiamato tu? No. Questa la tagliamo. Questa la tagliamo. Abbiamo sbagliato un Vito, non sei sposato? Sono sposato, lei è mia moglie. Quella lì, tua moglie, quella signora. Lei. Ma quando ci siamo incontrati mi sembra che tua moglie era un'altra, cioè forse... Allora, la moglie di Vito si chiama Giovanna. Vedi che si chiama Giovanna, la moglie di Vito. Ci voglio fare una serenata. Un po' in crisi ultimamente. Io sono stato... Ma l'ha detto lui. Non si dice. Sono stato un po'... birichino? Un po' birichino in questi giorni. Ci volevo dedicare a una... Allora, Vito dedica a Giovanna. Ci si mena strisciuri e dopo 5 mesi carofani sbucciaro su tutti bianchi e rossi come la tua facciuzza e da tu si ne cruzza come le giurito. Sa luce mi cuzza bella, donami una pasatella. Amore mio, gioia di l'arma, di lume cuore lungo con un karma. Sono capace di te a soffrire, se tu non m'ami è meglio morire. Se tu pizzi tu scegli a mia, io ti marito quando vuoi tu. Che
Ciao, un bacio. Ci sta però. Un bacio. Un bacio. Auguri. Grazie. Anche lui ha dedicato una canzone alla moglie. Sì, anche lei è la moglie. Cioè, qua non si capisce, si rifiutano. Io non sono la moglie, non sono il marito. Ha dedicato questa alla moglie? Una rosa blu di... Sì. solo questa praticamente. No, ma che c'entra? Questa è quella particolare. Siciliana. Quella che le tocca il cuore, che l'amore tocca il cuore. Quando lui ci ha chiamato per farti la dedica ci aveva richiesto questa. Quanta è l'aria la mezzita tutta parice e burrita, all'aria e più l'aria rida non ci n'è. Noi però abbiamo pensato non è giusto questo. No, non è giusto questo. E cosa dobbiamo fare? Ok, allora Ci piaceva. no, ti piaceva? Ti piaceva questo? Scusate. Sei scusato. Se lei ci dice che l'aria rida non ce n'è, sono marito la lassa. No, ma già lasciato. Già lasciato. Non lasciato, stiamo facendo pace. Stiamo cercando di... Fai il video, basta dire. Giovanna, fai il Questa si fa. Poi ci paghi i diritti d'autore. Ovvio. Allora, però la giornata non è che si presta bene. Fai finta che sei Una serenata, immaginate una... Se il sole non c'è. La luna. Cioè io faccio, guardate me, faccio la luna, io sono la luna. La luna nera. La luna nera. Mi guardi signora, anche lei, no, lei è un metallico. Non ti distingi, è luna china, dormi pitruzza, c'ali cuscina, la finiscetta, a vaniduzza, e io cassutta, che aspetto a dia, sogno vento, chi t'accarizza la tua facciuzza e la pogizza, sogno lo sonno, chi t'addormisce quando lo giorno scuro e finisce. Un bacio, grazie. Bacio. Viva l'amore, viva l'estate. Andiamo a contare noi le battute, per cui con la voce alta urlando ci contiamo dall'1 all'8 per 4 volte. Detto questo, finito, andiamo in marcia e ci prepariamo per lo skip rapido in acqua. Ci siamo, stelline? Quanti siamo? Ok, allora, DJ, quando vuoi, musica, 5, 6, 7, andiamo! Tengo! 1, magari! Dai, tutti da una parte, tutti dall'altra! Clap! Adesso squat! Sempre! Tengo! 6, 7, sciolgo in acqua, bravi bambini! Sciolgo, cammino! Ok! Altro esercizio in combinata! Gambe aperte, braccia all'altezza delle spalle, come una Doppio! Sono voi guidati, Dai che ti devo intervistare, Johnny! Bello! Dai! Forza! Doppio! Dai! Doppio! Vieni! Bravo Mario! Bravo! Allora, siamo con i nostri amici qui della prima radio! Sigla! PH Family! It's all you want, e si va! Esplode! Ciao! Sono le belle sensazioni quelle che cerchi qua!
Vieni qua. Signora, lei è bravissima. L'ho vista ballare. Lei è meravigliosa. Signora. Ma lei è siciliana? No, milanese. Ah, milanese di Milano. Che bello. Lei è bella donna. Sapete cosa sono i bisferai? No. No, non bifferiamo. montagna. Noi della radio, siamo della radio noi. Della radio, Rimara. Del Trentino, Alto Adige. Applauso, applauso. Bravi bambini. Bravo. Insieme al nostro amici ci ascoltiamo il buon appetito. E Buon appetito. ci vediamo più tardi. Grazie a tutti. Ciao. Dario. Siamo stati bravi, Dario. Scusate, ogni cosa a suo tempo. A 20 anni acqua gin, a 40 anni acqua park, a 60 anni acqua col zucchero. E 80 anni reparto psichiatrico. Grazie caro, grazie. Grazie Dario. Ciao. C'è il signor Totò che è venuto a mare con tutta la sua famiglia. Ce la vuole presentare? La mia consorte. Che consorte bella! La signora Ina consorte. Santina. La più piccola, Maria Serena. Maria Serena, sotto Serena. Ciao Maria Serena. E i nipotini Aurora e Giuseppe. E l'amica Martina di mia figlia. Martina! Ciao! E allora, Talbò, la cosa più bella, parliamo di mangiare, la cosa più buona allora, che tua moglie ti fa in estate, qual è? Che a te ti piace chiossare? L'anelletta alla siciliana. Che sarebbe la pasta a forno, che si chiama pasta a forno perché si infilare in ciò forno. No, chiedimi scusa, Dario, chiedimi scusa. Però anche le emiliane mi piace. Diciamo le lasagne. La moglie è emiliana, dici? No, le emiliane sono per il ristorante, io li chiamo lasagne. Questo non lo sapevo. Lasagne emiliane dell'Emilia Romagna. Però possiamo sapere sempre. Un fissavoto. Ora ce lo portiamo con noi. Volevo sapere. Volevo sapere dalla signora come prepara questi anelletti, almeno per capire se la ricetta è diversa da quella da. Signora, c'era la ricetta. No, chi da Romerico? Quella siciliana. La faccio sempre io la pasta. Ecco, Salvatore, minchia, tu a fare mannare e poi salire l'avvocato. Lo posso? E allora, intanto bisogna munirsi di carote. Bisogna essere muniti. Di carote, cipolla e sedano. Si fa tutta a pezzettini, la carota tutta tagliata per lungo e poi la cipolla tagliata a metà. E si fa rosolare in una pentola. L'olio. No, una pentola normale. Con olio, diciamo, di oliva. E poi si inforna. Però, l'ideale è metterci nel coso un po' di vino bianco e portare sapore. Un po' di sapore. Detto questo, il piatto è pronto. Il vino e la pasta non si ubriaca? No, il vino nel ragù va messo. Nel ragù. Si ubriaca il ragù. Dico, era importante dirlo. Esatto. Arrivato a questo punto, buon appetito a tutti. Se il giorno posso non pensarti, la notte maledico te. E quando infine spunta l'alba, c'è un grande vuoto intorno a me. La notte mi pare immensa, invano cerco di afferrarti. Ma tu mi scappi, ma tu mi scappi, no, vai. Non puoi confondere. La notte tu mi fai impazzire, la notte mi fai impazzire. Mi fai impazzire. Vittina bella facciata finestra, che virava un basilico, e io ci rissi la minera antica, i trami rissi e tutto, fammi niri, me mace la mia.
missa, capito l'ugno con tutta la rasta, alla tornata ci torno a passare, persi la rasta e un basilico, eccolo sì, eccolo no, di notte si canta un basilico, eccolo sì, eccolo no, di notte si canta un basilico, ehi! Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Siamo a mare, siamo tutti a mare, 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 siamo a mare. Ai piedi della lunga montagna, bagnato da acque cristalline, protetto da antiche torri, arricchito da importanti tradizioni, qui, sulla costa del più grande golfo di Sicilia, c'è un paese a cui non manca nulla. Ha pure un aeroporto. Vieni a Cinisi, resterai affascinato. Il mare cristallino, la sabbia purissima, la spiaggia attrezzata. A Magaggiari Cinisi, il Lido Melangolo. Tutti i servizi balneari per una giornata in pieno relax e con tutti i comfort. Che dire, vi aspettiamo! Magaggiari a Cinisi, un'estate di mari e d'amori. Coral Beach Bar, un'oasi a 10 metri dalla spiaggia Magaggiari di Cinisi, nella straordinaria terrazza sul mare. Il ristoro nelle ore più calde del mattino, il relax di un aperitivo al tramonto, le fresche sere d'estate, gustando tante specialità. A Cinisi, spiaggia Magaggiari. Per la salute dei tuoi occhi, affidati solo a dei veri professionisti. Affidati a Teleottica Carla. Serietà, esperienza, massima affidabilità. Tutta la professionalità di ottici qualificati. I migliori occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose. Ampia scelta di lenti a contatto per ogni necessità. A Cinisi, corso Umberto 98, a Terrasini, via Perez 78. Teleottica Carla, ottici di fiducia.